ora i titoli. A Palermo, il minuto di silenzio sotto l'albero Falcone nell'ora della strage. La folla si è fermata in via Notarbartolo, dove il giudice abitò per decenni. Lì è arrivato anche il controcorteo, ma senza incidenti. Nel giorno dedicato alla memoria di Capaci, inaugurato il Museo del Presente, non un semplice luogo della memoria, ma spazio di incontro e riflessione. Migliaia giovani che hanno manifestato contro la mafia. A Coltella la moglie e figlie si barrica in casa, ore di terrore a Cianciana, nell'Agrigentino. La donna gravemente ferita è stata operata in gravi condizioni, i figli ricoverati a Palermo. A Caltanissetta smantellato il clan di Campofranco che si stava riorganizzando dopo la scarcerazione del boss. 9 arresti. Ad Agrigento l'acqua arriva nei rubinetti una volta a settimana, mentre sono andati perduti i fondi per la nuova rete idrica. Se ne riparlerà nel 2028. Catania, via Santa Sofia verso la normalità. La pattuglia dei vigili e raffiche di multe hanno consentito di sgomberare una parte della strada. Restano comunque le polemiche per la nuova pista ciclabile. Il Teatro Antico di Catania e l'Amenanos Festival, successo per l'Antigone di Sofocle. Tra il pubblico centinaia di studenti che diventano anche attori. Calcio, Palermo domani in campo a Venezia per la semifinale di ritorno dello spareggio promozione. Rosanero obbligati a vincere con almeno 2 gol di scarto. In Serie C il Catania prepara la trasferta di Avellino. Eccoci, buonasera. Una folla nel pomeriggio si è radunata davanti all'albero Falcone. I palermitani hanno dimostrato che il luogo della memoria resta quella di via Notarbartolo, dove il giudice abitò per decenni. Lì è arrivato anche il controcorteo, questa volta senza incidenti. Sentiamo Manlio Viola. Il minuto di silenzio nell'ora esatta della strage dell'autostrada ha chiuso come sempre la parte ufficiale delle manifestazioni per il 32esimo anniversario di quel 23 maggio 1992 che sconvolse l'Italia e le coscienze. La bomba posta sotto la sede autostradale nel territorio del comune di Capaci costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Oggi Palermo ha ricordato quella strage e quell'anno di piombo. Un anniversario diverso da quelli precedenti, ma concluso allo stesso modo, con l'elenco delle vittime pronunciato a gran voce questa volta dall'ex presidente del Senato ed ex procuratore di Palermo, nonché procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, e il minuto di silenzio fuori ordinanza. All'albero Falcone c'era però un vero e proprio muro di persone, a dimostrazione che è e resta quello il vero luogo della memoria in via Notarbartolo. Sempre all'albero quest'anno è arrivato senza incidenti anche il controcorteo partito dalla facoltà di giurisprudenza alle 15. Lo scorso anno il corteo era stato fermato all'inizio di via Notarbartolo per evitare il contatto con le istituzioni e si erano registrati scontri con la polizia. Questa volta, nonostante l'atteggiamento provocatorio di striscioni, allestimento scenografico e cori, non ci sono stati incidenti. Ai rappresentanti delle istituzioni locali e regionali sono stati indirizzati cori al grido dei traditori, ma tutto è finito lì. Per il resto, ricordo, memoria è una nuova versione di una giornata dedicata agli eroi dell'antimafia. E oggi lo sentivate, la giornata della memoria a Palermo nel 32esimo anniversario della strage di Capaci, le deposizioni di una corona davanti alla stele commemorativa e l'inaugurazione del Museo del Presente, un luogo di incontro e di riflessione. Adelaide Barbagallo. La lunga giornata dedicata alla memoria di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro è iniziata con la deposizione di una corona nel luogo della strage a Capaci, davanti alla stele commemorativa. Seconda tappa Palazzo Jung a Palermo, dove è stato inaugurato il Museo del Presente. Dalla penna stilografica di Giovanni Falcone, che si spezzò durante l'esplosione che è stata restaurata, alla toga del giudice. Non un semplice luogo della memoria, ma spazio di incontro e di riflessione. Oggi qua abbiamo un motivo in più per essere soddisfatti, perché questo museo rappresenta la coronazione di tutta l'attività svolta dalla Fondazione in questi 30 anni.
resterà qua perenne, una lezione di legalità continua. Presenti i ministri San Giuliano, Nordio e Piantedosi. Stessa emozione di sempre per l'ex Presidente del Senato Pietro Grasso. È una ferita che non si rimargina e non si rimarginerà mai, quindi per me non è solo questo giorno che sento la presenza di questa ferita, perché il mio amico Giovanni Falcone mi manca moltissimo, e anche se viene ricordato come il grande magistrato, la persona che è il simbolo della lotta alla mafia, per me è soprattutto il mio amico che mi manca. La mafia fa affari, avvelena l'economia. Quella stragista di 32 anni fa non esiste più. I boss vivi sono al 41 bis. Falcone e Borsellino sono stati molto di più che rispetto a noi, perché loro sapevano che erano condannati a morte. Noi sapevamo di rischiare, loro sapevano che erano già stati condannati per i risultati che avevano raggiunto. E quindi più ancora che degli eroici servitori dello Stato, direi che sono stati dei martiri e quasi dei santi. La cultura è determinante perché la cultura dà consapevolezza ai cittadini, crea dei buoni cittadini, rafforza il libero arbitrio. Più cultura hai, più hai la capacità di discernere il bene dal male. Altra tappa significativa della giornata, la caserma Lungaro, dove il ministro Piantedosi ha deposto una corona di alloro alla lapide ai caduti. Giornata molto importante, come tutte quelle che si celebrano annualmente, e non solo, perché la memoria significa non solo rendere omaggio e onore a tanti eroi, insomma, della lotta alla criminalità organizzata, ma proiettare verso le generazioni future un esempio molto importante. Visti 5.000 gli studenti arrivati da tutta la Sicilia ma anche da altre città. I ragazzi hanno ricordato Falcone e manifestato contro la mafia. Adelaide Barbagallo. Sono arrivati da ogni angolo della Sicilia, in 5.000 si sono dati appuntamento a Palermo per dire no alla mafia, per ricordare la strage di Capaci. Il silenzio è complice, si legge nei loro cartelli. Sono le ragazze e i ragazzi della Rete per la Cultura Antimafia, che riunisce 139 scuole e che ha organizzato 50 manifestazioni in Sicilia. Rappresentazioni teatrali, letture di poesie e performance musicali si sono alternati in piazza davanti al Palazzo di Giustizia. Da Palermo a Catania, dove dal 2015 pure nella città etnea esiste l'albero Falcone, è piantato a Librino all'interno del polo educativo Villa Fazio, che oggi ha visto centinaia di ragazzini per l'evento Capaci di crescere. Ad Agrigento una catena umana ha abbracciato il Tempio della Concordia, tutti tenendosi per mano, un giro tondo in memoria di Falcone e di tutte le vittime di mafia. A Messina oltre 1.000 hanno sfilato lungo le vie della città. Ultima tappa la cattedrale. Bandiere tricolore, simboli di pace e cartelli. Gli uomini passano, le idee restano. Si legge in molti. E adesso le valutazioni sulla mafia di oggi del direttore del quotidiano La Sicilia, Antonello Piraneo. Direttore, in 32 anni la mafia è cambiata, non è più quella stragista, non spara più. Non spara più, ma è sempre pericolosa, probabilmente proprio perché è più nascosta è ancora più pericolosa. I business sono sempre gli stessi, le armi, la droga, la corruzione, i grandi appalti. E gli agganci sono sempre gli stessi, gli agganci che vengono cercati sono assolutamente uguali, sono quelli con i palazzi in cui si decide, e il fatto che si operi in maniera più nascosta rende la mafia, le mafie ancora più pericolose. Bisogna attualizzare le figure di Falcone e Borsellino 32 anni dopo. Attualizzarle partendo non dalla retorica della memoria, ma dagli esempi concreti che si danno ai giovani, cioè ai cittadini di domani, partendo dalle cose più banali, dal rispetto delle regole. Per la cronaca si barrica in casa dopo aver accoltellato la moglie e 2 figli piccoli. Momenti di terrore a Cianciana, siamo nell'Agrigentino e i 2 figli ora sono in gravi condizioni, ricoverati a Palermo. Davide Sardo. A Cianciana, in provincia di Agrigento, nei pressi di piazza Bellini, in una casa popolare, un uomo di 35 anni, Daniele Alba, meccanico, al culmine di una lite ha accoltellato la moglie Anita e poi ha ferito anche i figli, Cristian di 7 anni e Sara 3 anni. I 3 sono usciti fuori e lui si è barricato all'interno. Momenti di paura che hanno fatto scendere in strada i residenti della zona, allarmati dalle urla della moglie. Soccorsi i 2 bambini che sono stati feriti e trasportati in elisoccorso a Palermo. Adesso sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale pediatrico dei bambini.
Il bambino di 7 anni avrebbe ferite all'addome e al torace, la sorella di 3 anni un'emorragia cerebrale. La moglie è stata trasportata all'ospedale Fratelli Parlapiano a Ribera, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Dalle prime indiscrezioni si è appreso che il movente dell'aggressione sarebbe legato all'imminente separazione della coppia. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri ed il procuratore della Repubblica di Sciacca, Roberta Buzzolani. Incidente mortale a Palermo, un 61enne è morto appunto nel quartiere Zen di Palermo, in prossimità di un curvone. L'uomo era alla guida di una moto ed è stato trovato sull'asfalto a circa 20 metri dal suo mezzo, da chiarire le cause dell'incidente. A Catania un venditore ambulante è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna. L'uomo aveva deciso di andare via da casa, ma dopo qualche ora era ritornato pretendendo di rientrare a tutti i costi. La compagna ha chiamato i carabinieri e l'uomo, alla vista dei militari, ha urlato: "Arrestatemi oppure l'ammazzo". E adesso a Caltanissetta, un blitz antimafia, 9 arresti, smantellato il clan Campofranco che si stava riorganizzando dopo la scarcerazione per mafia di Angelo Schillaci. Tonino De Mana. 9 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta perché ritenute appartenenti ad un clan mafioso operante a Campofranco. 7 sono state condotte in carcere, 2 ai domiciliari, mentre un altro soggetto è attualmente ricercato. Sono indagati per associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi, detenzione e spaccio di stupefacenti in concorso. L'indagine è stata avviata nell'ottobre 2022 dopo la scarcerazione di Angelo Schillaci. Gli indagati, in gran parte presunti appartenenti alla famiglia di Campofranco, si sarebbero adoperati per la riorganizzazione del clan attraverso il reperimento di armi e la costituzione di una cassa comune con i proventi illeciti delle estorsioni e dello spaccio di stupefacenti. Sono stati accertati 4 tentativi di estorsione con atti intimidatori ai danni di alcune ditte impegnate ai lavori di rifacimento di opere pubbliche nei comuni di Campofranco e Milena e di un operatore commerciale di Campofranco, nonché 3 estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti. Il clan aveva rapporti anche con soggetti di Milena e della provincia di Agrigento. Adesso ad Agrigento, da oltre un ventennio, dove appunto attende la nuova rete idrica per contrastare l'emergenza e le perdite di acqua, l'acqua che arriva nelle case, pensate, una volta alla settimana. Davide Sardo. In Sicilia perdurano siccità e crisi idrica, in particolare nella provincia agrigentina e nel capoluogo, dove però alla esasperazione si aggiunge anche la rabbia perché almeno per il momento è naufragato il progetto di recupero della rete idrica Colabrodo, con perdite stimate oltre il 50%. L'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini, distribuisce l'acqua una volta alla settimana nei casi migliori. Tuttavia la pressione è così bassa che i piani alti non accumulano le risorse necessarie. Tanti sono costretti a ricorrere alle autobotti private a pagamento, ma altrettanti non ne hanno la possibilità economica e spesso affollano le fontane pubbliche che si contano sulle dita di una mano. L'evento Agrigento, capitale della cultura 2025, è ormai prossimo. Le strutture ricettive sono già in fermento per la mancanza d'acqua e il sindaco Franco Micichè ha minacciato le dimissioni se non si dovesse risolvere la crisi idrica, precisando poi che la sua è stata una provocazione. Il primo stralcio dei lavori per 44 milioni di euro per la rete idrica avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre scorso e invece no. I lavori non sono iniziati perché tutto l'iter si è concluso a fine novembre di quell'anno. È un intervento che ha un lasso di tempo di realizzazione di 3 anni. Comunque il finanziamento FSC ha un periodo di realizzazione che andrà a scadere nel 2029. Quindi siamo in un range di tempo che per quanto ci riguarda ci fa stare tranquilli in ordine alla realizzazione. E quindi proseguirà la telenovela della rete idrica ad Agrigento che si protrae dai primi anni 2000. Rapina di 2 anni fa nel parcheggio dell'ospedale San Marco di Catania. Presi 5 rapinatori inchiodati. Dalle immagini dell'ospedale uno di loro si vede lanciare la droga e cellulari in carcere. L'indagine della squadra mobile ha ricostruito le fasi del colpo e i componenti della banda che nel giugno del 2022 avevano rapinato la cassa automatica del parcheggio, portando via oltre 2.000 euro. Scoperto, come avete visto, anche un traffico di droga e di telefoni a favore di un detenuto di Piazza Lanza. Per tutti e 5 i rapinatori il giudice ha disposto la custodia in carcere. Una breve pausa, vi porteremo a Catania per capire come va il traffico in via Santa Sofia.
A Catania più multe e meno traffico in via Santa Sofia, bloccata dal parcheggio selvaggio. La presenza di vigili urbani contiene la situazione e tra le polemiche prende forma anche la nuova pista ciclabile. Tonino De Mana. Dopo le giornate di passione e le tante lamentele degli automobilisti raccolte anche durante i nostri servizi TG, sembra esserci un po' più di calma in via Santa Sofia, una delle strade più congestionate di Catania e snodo cruciale per raggiungere il Policlinico e la cittadella universitaria. Le vibranti proteste ed alcuni accorgimenti da noi auspicati hanno portato qualche risultato utile, anche se presto, per cantare vittoria. La presenza fissa di una pattuglia della Polizia Municipale ha consentito di liberare una parte della strada che subiva un restringimento perché alle auto in sosta vietata si aggiungevano quelle in doppia fila. Raffica di verbali a ridosso dell'ingresso del pronto soccorso con una sanzione di 42 euro che si riduce a 29 in caso di pagamento entro i 5 giorni. È stato il primo passo ma non il solo, visto che i vigili urbani hanno dirottato il traffico in un'altra corsia, evitando il famoso tappo all'altezza del parcheggio dell'ospedale. Meglio i bus. Quantomeno si cammina più tranquilli, più sereni. E non c'è il problema del parcheggio, l'ansia? No, completamente, qua è il problema del parcheggio. Tant'è vero, io sono sceso da Palagonia col bus. Oggi la presenza dei vigili con numerosi verbali ha un pochettino alleviato i disagi. Sì, però penso che possono fare ben poco perché c'è troppa confusione. Sempre in via Santa Sofia proseguono i lavori per la realizzazione della pista ciclabile con l'amministrazione Trantino che, prendendo atto delle criticità, non intende fare marcia indietro. Per raggirare l'ostacolo del balcone è stato deviato il tracciato della nuova pista ciclabile in fase di realizzazione in via Santa Sofia. Ma non mancano le polemiche? Giro tutto il mondo. È un obbrobrio così, come pista ciclabile, non l'ho mai visto. Intanto è stata avviata una raccolta firme contro la pista ciclabile, a promuoverla i rappresentanti della quarta municipalità. Il Teatro Greco-Romano di Catania rivive grazie all'Amenano Festival. Ieri in scena l'Antigone di Sofocle, tra il pubblico centinaia di studenti che diventano anche attori. Lorena Dolci. E hai osato trasgredire questa legge? Sì, perché non veniva da Zeus, la tua legge. La giovane Antigone torna a far vibrare le sue ragioni fra le pietre del Teatro Greco-Romano di Catania. Una voce che sfida il potere e sacrifica la vita pur di assicurare al fratello Polinice la sepoltura che il re di Tebe, Creonte, non vuole concedergli. Despota sordo e che non intende sottomettersi alle richieste di una femmina. Con questa tragedia di Sofocle, simbolo dell'emancipazione femminile e della libertà di coscienza, l'Amenano Festival rianima questo spazio unico. Il nostro desiderio è il nostro più grande, il nostro lavoro è finalizzato anche a poter ridonare questo teatro a tutti gli artisti, alla città e ai catanesi e non solo. Tra il pubblico che affolla la Scalea, studenti da tutta Italia, come quelli dell'Istituto Fermi di Novara che mettono in scena le Troiane. Molto emozionante, abbiamo anche un po' d'ansia, devo dire, tutti quanti. I classici studiati sui libri di scuola rivivono così in questo teatro incastonato fra i palazzi dell'Ottocento che solo in parte l'hanno restituito alla città. Non prendevano fuoco, ma il grasso delle cosce colava. L'indovino tiresi anticipa la punizione divina che si abbatte sul dispotico re, interpretato dalla stessa regista Cinzia Maccagnano. Una parete sullo sfondo fa da tela la Sandy artist Stefania Bruno, che con le dita nella sabbia sottolinea gli stati d'animo. Lievi trascorrendo di sofferenza in delitto e ad acquistare saggezza da vecchi. Una breve pausa e poi ampia pagina dedicata al calcio. Eccoci al calcio, vigilia di semifinale di ritorno per il Palermo che domani sarà impegnato al Penzo contro il Venezia. Il rosanero per accedere in finale serve una vittoria con 2 gol di scarto. Marco Gullà. Nulla è impossibile, soprattutto nel calcio. L'impresa dell'Atalanta, di ieri vincitrice dell'Europa League, può sicuramente rappresentare un pieno di fiducia per il Palermo, che domani, nel ritorno della semifinale playoff al Benso contro il Venezia, per passare in finale dovrà vincere con 2 gol di scarto, dopo lo 0-1 della data. Difficile, ma non impossibile. In stagione sono state 8 le vittorie di questo tipo, una proprio al Penso. A prescindere dal fatto che servono 2 gol e che abbiamo 90 minuti più recupero per fare 2 gol, una squadra debba avere equilibrio, quindi
bisogna capire anche come stanno alcuni giocatori, le condizioni di alcuni giocatori, però poi si può provare ad avere un pochino più di forza offensiva, si può fare tutto, però bisogna avere la capacità di capire che se tu dovessi prendere un gol diventerebbe ancora più complicata. Equilibrio è il concetto ribadito da Mignani. Difficile quindi che ci possano essere stravolgimenti di formazione rispetto alla gara d'andata. Si va verso la conferma del 3-5-2 con la possibilità di cambiare a partita in corso avendo dei giocatori come Di Francesco, Traoré o Insigne. Molto probabile il forfait di Desplanche dopo l'infortunio rimediato nella gara d'andata. In porta quindi tornerà Pigliacelli. In avanti solo Brunori sicuro della maglia, poi ballottaggio tra Soleri e Mancuso. Il Palermo è a caccia dell'impresa, del resto non è finita finché non è finita. Il Catania fra 2 giorni giocherà il ritorno dei quarti in casa dell'Avellino, forte dell'1-0 dell'andata e dello stato di forma di alcuni suoi giocatori. Marco Carli. Un tempo, quando si esaminava una squadra, si partiva spesso dal suo asse centrale, difensore, centrocampista, attaccante di riferimento. Ecco, se si comincia da qui, forse si trova qualche chiave per il Catania del presente che a ben guardare nasce prima dei playoff, nella partita con il Benevento che chiude la stagione regolare. Guaini dietro migliora di partita in partita. Welbeck in mezzo non è un regista arretrato alla Pirlo per intenderci, ma fa un grande lavoro e con l'Avellino serve pure Cianci per l'1-0. E poi appunto il Bomber, 6 gol nelle ultime 9 fra stagione regolare e playoff e quella sensazione, quando la palla arriva a lui, qualcosa può succedere. Sensazione che accompagna solo i momenti d'oro. Guaini, Welbeck, Cianci, l'asse del Catania che funziona. Poi certo c'è tutto il resto, vale a dire gli altri giocatori, ma anche l'imponderabile, che vale tanto nei playoff come dimostrano le prime 3 partite. Ecco, le partite, una alla volta. Ora c'è il ritorno, ambiente avellinese in attesa, non ci saranno tifosi del Catania residenti in Sicilia, come è successo ai campani per la partita di andata. Con gli irpini che devono vincere, ma a cui basta solo un gol per riprendere in mano il confronto. Ci sono i 9 diffidati in casa Catania che non cambieranno le strategie dell'allenatore. Un Peralta che si riaffaccia e c'è anche la pressione che nello sport fa tanto e che dopo la rete di Cianci grava più sulle spalle della squadra di Pazienza, tornata in campo al Massimino a distanza di 25 giorni dall'ultima partita ufficiale. In più, il Catania adesso ha forse una convinzione, un cuore per dirlo alla Zeoli che prima non c'era e, come detto, un asse centrale che funziona. Se conterà più di tutto il resto, lo dirà sabato la partita del Partenio. È tutto, io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buona serata.